Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, innanzitutto sicuramente il clima all'interno della squadra immagino sia felice, insomma sereno dopo l'ultima partita, anche se come ha detto lei andava chiusa prima. E poi le chiedo come si affronta una squadra come la Juve Stabia. Allora, il clima è buono, ma c'è sempre da giocare, quindi c'è sicuramente un'attenzione, una concentrazione tale da poter non sedersi sugli allori su quello che si è fatto domenica scorsa. Spero, mi auguro che abbiamo fatto tesoro delle cose fatte non bene e chiaramente se c'è qualcosa da migliorare di mostrarlo poi domani. Detto questo, la prestazione del Bari è stata assolutamente positiva. Incontriamo una squadra che ha cambiato poco rispetto all'anno scorso, cambiando pure l'allenatore, ma vedo che i principi di gioco, il modo di fare calcio è rimasto lo stesso. È una squadra che è frizzante, che è forte, che come la mia vecchia squadra ha fatto nelle ultime 4 cos'erano le semifinali di playoff. Quindi è una squadra che comunque è forte soprattutto nel contesto dove domani la affrontiamo, quindi mi riferisco al campo, all'ambiente, prima in casa della Juve Stabia, quindi sicuramente ci sarà entusiasmo tale da poter essere ancora più attenti per poter fare la partita. In particolare in settimana, visto che ha detto la prestazione è stata ottima, quella di Bari ovviamente. Buona. Buona, sì, ok. Mi ero alzata di livello. In particolare su quali concetti avete lavorato dal punto di vista caratteriale più che tecnico? Ma io credo che sì, assolutamente, non dobbiamo avere pause, abbiamo sbagliato tanto negli ultimi metri, nei passaggi, nella gestione della palla, è lì che sono nate le ripartenze da parte del Bari. La gestione della partita negli ultimi 10 minuti dove nel momento in cui siamo in controllo, parlo di palleggio, parlo di far correre a vuoto gli avversari, siamo più dominanti sul campo e rischiamo di meno, invece abbiamo prestato il fianco in maniera se vogliamo ingenua, concedendo poi le ultime palle gol al Bari che chiaramente potevano essere evitabili. Detto questo, di contro, visto che poi ho letto e ho visto anche le immagini e i commenti, è vero che il Bari poteva pareggiare la partita, ma è vero che anche noi abbiamo avuto 5 palle gol davanti al portiere, quindi si mette sulla bilancia, ci sono sicuramente cose più positive rispetto a quelle negative. Prego. Ciao mister, Buongiorno. un paio di settimane fa ci avevi detto che c'era stato questo accordo sul 10 agosto con Antonelli per le uscite. È un termine che è stato superato perché con le uscite di Oristanio e oggi sono di Nicolusio e Caviglia. Quanto viene a pesare nelle potenzialità della tua squadra per rinunciare a 2 giocatori come loro? Io non so quanto, la squadra sta mostrando e sta rispondendo nella maniera più esemplare possibile. Non parlo, chiaramente sarebbe troppo facile parlare dei risultati e quindi delle prestazioni, perché comunque sono lì da vedere, quindi è una squadra che sta mostrando per quelli che sono presenti un attaccamento e delle prestazioni assolutamente positive. Da parte mia mi girano un po' le scatole, perché al di là del direttore, del rapporto che ho col direttore, perché giustamente l'allenatore e il direttore devono darsi diciamo una linea guida, ma poi ci sono di mezzo i giocatori e quindi bisogna avere responsabilità, professionalità. Non voglio allargare un discorso a fare del moralismo, anche se poi il moralismo non lo è, però trovarsi poi all'improvviso pensando che c'è un giocatore disponibile poi non lo è più, crea soltanto disagio no, crea molto disagio o potrebbe creare molto disagio all'allenatore stesso e alla società. Questo non mi piace per mentalità, non mi piace per cultura. Possiamo lamentarci del mercato che finisce dopo l'inizio del campionato, eccetera, eccetera, ma poi siamo noi che facciamo la differenza, siamo noi che dobbiamo avere non soltanto il contratto scritto, ma anche dimostrare con l'atteggiamento che vogliamo rimanere al Venezia. Senti, tu sposi le parole del collega italiano che dice che è una follia comunque giocare nel campionato? Questo è stato un disagio che io poi mi ero già espresso in passato. A volte
cerchiamo di parlare a voi cercando di far vedere che siamo tranquilli, ma tranquilli non lo siamo, perché poi succede che all'inizio di un allenamento tu pensi di avere dei giocatori a disposizione e poi all'improvviso c'è qualcuno che si tira indietro e quindi ti mette in difficoltà proprio già nell'allenamento stesso e poi nei programmi e nelle possibilità di fare una costruzione della squadra migliore. Altra difficoltà nella difficoltà c'è l'aspetto di darsi una scadenza, che eventualmente noi possiamo darcela, ma più andiamo in là e più ci avviciniamo alla fine del mercato, se qualcuno si tira fuori poi ci dovrebbero essere le alternative pronte. Fortunatamente le abbiamo, quindi siamo tutti fortissimi, ma non siamo indispensabili. Quindi chi andrà via sarà sostituito. Per questa domanda che volevo farti, ti aspetti che arrivino altri 2 giocatori per caratteristiche insomma simili? Ma questo poi diciamo che con Antonelli c'è feeling, c'è la possibilità di poter trovare qualcuno nel momento in cui ci sarà un'ufficialità oppure no. Mi dispiace che adesso stiamo già perdendo troppo tempo per quello che è il mio percorso oggi. Io voglio pensare alla partita di domani, poi eventualmente possiamo magari ritrovarci la settimana prossima a parlare di quello che è stato, ma è troppo importante pensare da parte nostra alla partita di domani, perché domani è una partita tosta e noi vogliamo portarla a casa. Grazie. Buongiorno mister, senta, per i giocatori che si tiene in rosa si aspettava un impatto così eccellente di Bjarkason? Molti noi lo davano dietro ad altri compagni, invece ha impattato benissimo. È un giocatore che avevo cercato in passato e quindi diciamo che aveva già da parte mia la stima, me lo sono ritrovato in forma, che è una cosa sicuramente determinante. Devo dire che è un giocatore intelligente che si presta a fare tutti i ruoli sotto la punta, quindi parlo dei 2 esterni, dei 2 mezzali e anche il trequartista. Ha intelligenza calcistica, sta mostrando poi di star bene fisicamente e mette a servizio le sue qualità individuali a servizio della squadra, che è una cosa, oltretutto fa anche gol, quindi è un giocatore veramente importante. Senta, in Compagnon come sta? Che non l'avevo ancora visto. Compagnon è lo stesso discorso di Bjarkason. A me piacciono giocatori così, credo che poi si potrà ritagliare lo spazio che meriterà. C'è un percorso di conoscenze, ha incominciato da esterno, io lo vedo anche in altri ruoli, così come Pietrelli. Ci sono giocatori che hanno delle qualità veramente importanti tecnicamente e anche di motore fisico, che con la loro intelligenza calcistica nel contesto della squadra possono assolutamente ritagliarsi più ruoli. Grazie. Michele? Buongiorno mister, parlando della partita, come è arrivato e come sta Sidibé? È indietro, ha fatto un allenamento, quindi lo vedremo strada facendo. Ma viene via? Sì, lo portiamo, certo. E Abs ha recuperato? Abs non ha recuperato, gli manca un paio di giorni, quindi da dopo la sosta sarà disponibile. Ma recupera anche il lungo degenti dopo? Probabilmente sì, non voglio espormi, vediamo quello che succederà nei prossimi giorni. Grazie. Mister, 2 settimane fa contro il Mantova ha detto che aveva fatto una gestione anche di calciatori, soprattutto in difesa. Volevo chiederle se in questo momento come sta a livello generale i giocatori a disposizione e se fossero tutti pronti a partire dal primo minuto. Quasi sì, devo dire che nei 3 dietro, se parla dei 3 dietro, Ino potrebbe essere inserito nei 3 dietro come possibile alternativa. Venturi sta crescendo di allenamento in allenamento. Venturi, tra l'altro, a proposito di interscambiabilità di ruoli, Venturi è un giocatore che già l'ha fatto nelle sue precedenti esperienze, ma con noi potrebbe fare tutti e 3 i ruoli della difesa, quindi dagli esterni destro e sinistra al centrale di difesa.